Ben ritrovati nella mattinata di Radio.0 e parliamo di appuntamenti dedicati all'arte. Siamo a Villa Manin di Passariano per la mostra Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo. A cura del centro studi Pierpaolo Pasolini sarà una mostra visitabile a partire dal 24 settembre fino al 8 gennaio 2023, organizzata e promossa dal Servizio Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e Cinema Zero, insieme appunto al centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Una mostra quindi da visitare con le fotografie dedicate appunto a Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo. Gli orari della mostra saranno da martedì a domenica dalle 10 alle 19, con aperture straordinarie in occasione delle festività il 1 novembre, l'8 dicembre, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio. Ma noi andiamo a scoprire di più su questa mostra in questo servizio di Francesca Busolini. Buongiorno, siamo qui nei nuovi spazi della Barchessa di Ponente di Villa Manin, dove si inaugura oggi la mostra Pasolini sotto gli occhi del mondo. È una mostra che abbiamo molto voluto, non solo perché quest'anno ricorre il centenario della nascita di Pasolini, ma perché ci è stato presentato un bellissimo progetto espositivo da Silvia Martin Gutierrez, che è qui accanto a me. Grazie Guido, niente, adesso comincia questa avventura fotografica in cui abbiamo messo in luce tanto materiale inedito organizzato attraverso percorsi tematici, perché la cronologia però non serve per Pasolini, e abbiamo sviluppato dei percorsi in cui vedranno messe in mostra fotografie come quelle che c'è dietro di Richard Avedon, per la prima volta messe in mostra al mondo, anche tanti servizi inediti. Se riteniamo la fotografia come un mezzo espressivo in cui Pasolini racconta e si racconta, non poteva mancare nella sua patria il Friuli la versione internazionale della fotografia. E adesso mi piacerebbe anche presentare Riccardo, che ha contribuito come Cinema Zero per i materiali audiovisivi che completano però questo discorso. Sì, la mostra è molto ricca di materiale multimediale. Chiaramente conosciamo Pasolini anche come regista, ma è protagonista all'interno della mostra soprattutto come soggetto di servizi fotografici e di servizi anche ovviamente giornalistici televisivi. I documenti arrivano dai paesi più disparati, perché lo si può vedere in azione in Iran mentre gira Il fiore del vino una notte, o nelle borgate, che rappresentano un po' un ritratto anche classico, cosa che ci racconta come spesso il modo di raccontarlo fosse anche un po' stereotipato. Si passa per le mani di una grande regista francese come Agnès Varda, ma si possono ascoltare anche testimonianze sonore inedite che ci rivelano un Pasolini che spesso perdeva la pazienza con il pubblico.